Ben ritrovati dalla redazione. Sono stati inceneriti nel termovalorizzatore di Via Errera a Trieste circa 2 quintali di cocaina, frutto di un importante sequestro avvenuto nel settembre del 2023 da parte della Guardia di Finanza di Trieste. In quell'occasione erano state arrestate 21 persone tra Italia e Colombia e sequestrati 700.000 euro in contanti e 700 kg di cocaina. Il valore di acquisto di questa sostanza stupefacente si aggira intorno ai 15 milioni e mezzo di euro, sul mercato finale ne avrebbe fruttati dai 70 agli 80. Il sequestro ha colpito l'Esercito della Liberación Nacional, gruppo paramilitare rivoluzionario della Colombia, oltre a diversi gruppi criminali acquirenti di origine francese e marocchina, nonché collegati a importanti realtà di 'ndrangheta e camorra attive in Italia. Ancora cronaca a Trieste, picchiato e minacciato con un coltello alla gola da una baby gang, è successo a un quindicenne in piazza Goldoni. La tentata rapina è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 4 del pomeriggio. I genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri di via dell'Istria. È morto in ospedale l'uomo caduto in bicicletta sulla pista ciclabile di Marina Iulia. Nell'incidente, probabilmente causato da un malore, il ciclista 69enne aveva riportato un grave trauma cranico ed è stato trovato disteso a terra vicino alla bici di primo mattino. Intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno intubato e portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Con lei il soccorso regionale è stato quindi operato, ma purtroppo è deceduto. Non sono note le sue generalità. Cambiamo argomento. Rinviata in maggio l'udienza in corte d'appello per l'allenatore del San Luigi di calcio di Trieste, già condannato in primo grado per violenza sessuale su alcuni calciatori minorenni. L'udienza in questione, probabilmente quella decisiva, avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio di ieri innanzi alla Corte presieduta dal giudice Paolo Alessio Verni, ma per impedimenti di carattere tecnico si terrà invece il 15 di maggio. In primo grado l'imputato, attualmente ai domiciliari, era stato condannato a 10 anni di reclusione e al risarcimento delle parti civili. Prenderà il via il 24 aprile il nuovo servizio ferroviario di mobilità transfrontaliera che collegherà Villa Opicina e Fiume in Croazia. Lo annuncia il segretario esecutivo dell'iniziativa centroeuropea, sottolineando che il servizio è realizzato nell'ambito del progetto Interreg Central Europe Substance in collaborazione con le ferrovie slovene e le ferrovie croate. Il servizio, spiega una nota, sarà operato tramite un nuovo treno Stadler fornito dalla compagnia ferroviaria slovena, dotato di moderne comodità come sistema Wi-Fi, spazio per biciclette e passeggini. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo da nuvoloso a coperto con bora moderata sulla costa, possibile qualche debole precipitazione locale, temperatura sotto la norma del periodo, temperature minime in pianura fra 4 e 7, sulla costa fra 7 e 10 gradi, ovunque le temperature massime saranno fra i 13 e i 16 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.